Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a Tambre, vicino agli altopiano del Cansiglio, e faremo un'escursione verso un rifugio e anche forse verso un bivacco di quelli rossi di ferro. Abbiamo parcheggiato a Colle Indes e da lì parte la nostra escursione. Buona visione! Qui arriviamo al primo incrocio e giriamo per di qua. Andiamo a vedere il cartello però prima. Eccoci qua. Adesso noi prendiamo il 926 per Rifugio Semenza. Di là. Che giorno è oggi? Sabato. Oggi è il 16 di ottobre, circa? Sì, dai, sarà il 16. Oggi è il 16 ottobre e quando siamo smontati dalla macchina c'erano ben 4 gradi, quindi oggi ben freschetto. Però sembra esserci previsioni di bel tempo, quindi speriamo bene. Allora qui arriviamo a un altro cartello e qui dobbiamo girare su per di qua e ecco il cartello lì dall'altra parte, Rifugio Semenza su di qua. Allora, dopo questo tratto che avete appena visto, si entra nel bosco. Naturalmente qui le temperature al sole c'era già da crepare dal caldo e dentro il bosco c'è super freddo. È la stagione un po' così, caldi e freddi. Dove vai super bimbo? È lato padrone, sentila. No? No, vieni. Allora, siamo qui nel bosco, è un'oretta che camminiamo, quindi adesso facciamo una pausa di 10 minuti, facciamo una piccola merenda, a noi piace far così, un'oretta e 10 minuti di pausa, sempre così. Così facciamo le robe con calma, i nostri video, le nostre riprese, foto, eccetera, eccetera. Allora, adesso vi faccio vedere. Allora, un'oretta qua che camminiamo, come vedete. Non si aggiorna? Come mai? Sì. E abbiamo fatto 300 metri di dislivello e siamo a 1500. Allora, dopo la sosta riprendiamo il bosco e continua la nostra escursione. Devo stare attento qua dove metto i piedi. Per adesso la segnaletica c'è, poi vediamo, perché eravamo già venuti da queste parti e c'era un punto dove non si sapeva dove andare. Qui usciamo dal bosco e adesso vediamo dove va il sentiero. E che bella giornatina. Oggi è tutolina con l'acqua.
Allora, da là siamo usciti dal bosco, siamo saliti qua, bella pendente, e qui arriviamo in un punto dove siamo già venuti una volta con la neve e siamo venuti a mangiare solo, e poi la neve non ci faceva proseguire. Vi metto il link qui sopra se volete vedere il nostro pranzetto sulla neve. E adesso il sentiero anche per noi da qui è nuovo. Guardate che vista sul Pian del Consiglio. E qui una super vista, pareti in ombra. Ma che bei passeri che ci sono di là. Bellissimo. Questo indubbiamente è il punto più panoramico dell'escursione. Guardate che roba, stupendo. E intravediamo il rifugio. Il cartello che abbiamo appena passato, che avete visto, diceva mezz'ora. Adesso vediamo. Ecco, qui arriviamo in un punto dove c'è una cengina da fare. A noi piacciono le cengi. E poi dritti sul rifugio. Com'è allora? Le visuali qua? È bellissimo, È bellissimo, pensavo neanche di vederlo. Bello bello. Tutti sul rifugio! Bello sto pezzo. Quasi arrivati. Allora, siamo arrivati al rifugio Semenza, 3 ore e qualcosa dalla partenza, abbiamo fatto 3 pause da 10 minuti, quindi sì, 2 ore e mezza di percorso, 3 ore in totale con le pause. Siamo a 2008 metri, una bella scarpinata. Questo è il nostro primo step. Adesso vediamo cosa fare nel rifugio. Allora abbiamo lasciato lì il rifugio un attimo, siamo arrivati qui a 2 minuti che c'è la forcella con dei cartelli. Che nei rifugi c'è sempre gente, noi siamo allergici alle persone. Sì, dove 5 minuti. E adesso andiamo a vedere un bivacchino rosso, lo vedo?
Allora, brava Gia che è arrivata dappertutto, vero? Vero, 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 bacini. No, Sbaglio? perché scusa, avevi dei dubbi. Sì. No, nessun Ha dubbio. vinto di continuare. Sì, sì, cucino sempre. E allora, com'è il panorama qua? Vai appena venire fin qua? Direi assolutamente sì. Sì, va, diglielo alla telecamera. Assolutamente! Adesso facciamo un bivacchino tour. Già, prova a aprire. Allora, Vediamo com'è. buongiorno. Cucù. Benvenuto in mia casa. C'è possibilità di far luce anche? Ma è super pulito. No, luce no. Sì, c'è le finestre. Ah sì. Allora, il solito bivacchino di questi qua rossi. Oh, c'è luce. Ecco qua. Cioè, noi adesso mangia qui. C'è 3, 6, 9. C'è una finestra che non si chiude. Ci sono dei Adesso capelli appesi. Proviamo a chiuderla che così manteniamo bene il rifugino. E un classicone di questi qua rossi. C'è anche un po' di roba qua. Ci sono dei zuccheri. Oh. Amore, Delle- ma no. scusa, guarda. Amore, c'è delle birre. Amore. Tac. Hai visto l'incastro? Ci sono delle birre. Sono miei amici qui. No, li devi aprirlo per dentro in qualche maniera. Così. No, the forza. Oh, c'è di fagioli rossi, del tonno, un sec bon. Una bellissima borraccia ricaricabile della colonia Onlus di www.lesionispinali.org. Un Saiteba È giusto che hanno messo rovescio, che se no toppo va dentro. topa. Cosa essere tu? Una cioccolata calda. Uellalalalalala. Un sugo matriciano, fagioli, tonno. E non ci credo, c'è la mia tisana preferita. Ah, quella della regina dei fiori. Mio Dio! Aperta il 270620. La pasta. Ah, la pasta. Eh, Gambaro. ok. È una lingua sconosciuta. Ok. Zenzero curcuma. Quindi, Amore, ci sono dei taralli cacio e pepe. mamma mia. Comunque è stupendo, ci sono degli appendini con una mascherina muffa. Ho un sacco di coperte che non vi ho fatto vedere, i materassi. E non sembrano neanche toppati, nel senso, bello. Cioè, questo penso sia il primo di questi qua rossi che ci dormirei. Perché è veramente carino. Questo qua è un po' sacrificato e quelli sopra, però. No, Non mai. dirmi così. Hai fatto pausa allenamento? Non lo so cosa sta roba. Vabbè, adesso mi sistemi. Ok, Ci sono persino i cuscini. adesso ci tappiamo qui un po'. Vediamo. Allora, quando si arriva nei bivacchi è sempre buona regola, diciamo, di educazione lasciare qualcosa per chi tornerà, per chi arriva, diciamo, di utile e magari di non deperibile. Noi lasciamo un cavatappi, un pacchettino di scaldapiedi che si possono usare come scaldamani, che qui c'è freddo, e delle tea light, le lascio impacchettate così si conservano meglio. Qui ce n'è una ma è finita, quindi queste sono 3 nuove. Ah, ecco. Bravissima. E adesso qui ci tappiamo per far da mangiare, così riparo un po' dal freddo. Allora, oggi da mangiare abbiamo della roba scadente, qua dei maccheroncini alla parmigiana, ma poi abbiamo della roba buona, abbiamo qua della carne essiccata di Barcis, top del settore. Poi i maccheroncini li facciamo con dei funghetti e la panna è portata via. C'è già il parmigiano Ah, sì, blea. dentro. Comunque intanto facciamo un po' di aperitivo, che abbiamo del formaggino, sì, del salamino, tagliare, birretta e schüttelbrot. Salamino. Allora abbiamo preparato le uova sode
po' di sale e un po' del nostro superolio, sale e acqua, mezzo litro d'acqua da bollire per quello lì. Già apre finestre perché aveva caldo. Cucina con vista. Con super vista, che roba. Comunque qui abbiamo aggiunto i funghi, sono quasi pronti. Stiamo mangiando la carne essiccata, buonissima, birretta quasi bevuta. E gli ovetti sono già spariti. Il tè pure. E anche il tè caldo. Ho bevuto mezzo litro. Quasi pronto. Allora, piattino pronto. Buon appetito. No, non ci sto. Non ci sto. Comunque a Shank non ci sto io stesso, sto dietro il paio così. Jenny dice che che questa pasta è la svolta. Maccheroncini americani. Come si chiama quel programma che vanno a cercare i ristoranti all'estero? I titoli, non so. Non mi viene mai il titolo. Non è che trasmissione è bruttissima. Ecco. Comunque mangiare una robina calda è sempre imparabile. Ma oggi abbiamo mangiato il disastro, non so se riusciamo a tornare giù. Aspetta, manca ancora la torta. A me mangiare la torta. 1 in 2. 2 torte? 1 in 2. Fu d'ora. Abbiamo più pubblico. Sono andati via tutti. Tutti qua che ci fissavano dalla finestra cosa mangiavamo. Tipo, ciao, cosa state mangiando? Avete la polenta? No, Quasi. oggi non ce l'abbiamo. Abbiamo finita oggi polenta. Abbiamo messo sul caffè. Tanto Gianni legge qua delle Diciamo che ci sono dei poeti e ci sono dei cretini. Come dappertutto, insomma. e tensione che mi cade. Buon caffè. Super visuale qua del bivacco. Speciale. Ecco già che pulisce. Bisogna sempre lasciare in ordine pulito, anche più di prima. La scopatina. Comunque tra i bivacchini rossi, vai, ne abbiamo visti due. Però siamo simpatici. Comunque stupendo perché è un po' più largo del solito e quindi mi sembra ci sia un po' di Hai mostrato si possa usare. Poi qui questi letti qui fanno tac e c'è il tavolo, quindi quei sgabelli lì sono 6 sgabelli, tavolata lunga di 2 letti. Quindi, senza bruciare il tavolo con le sì, pentole. cioè dei cuscini non topato, tutto in ordine ma messo bene. Secondo me sono quelli del rifugio giù che tengono bene qua. Dopo che è passata la gente vengono a dare un'occhiata a tenerlo bene. Bravissimi, bello bello bello. Freddo tanto, però sì, qua ci starei. Sì, sì. Comunque abbiamo pulito tutto, messo in ordine, portiamo via tutti i nostri rifiuti. Come avete visto abbiamo lasciato qualcosina qua per il prossimo e adesso torniamo indietro. Allora qua prima di partire vi faccio vedere un attimo, se non inciampo su questi cavi, il panorama. C'è montagne fino all'infinito. Nessun segno di civiltà come piace a noi. Bivacchetto e già. Dobbiamo ricordarci adesso di far ripartire i nostri trekking, orologi, GPS, eccetera. More, com'è qua? Mi inquadri da così vicino. Sì, perché siamo nel quadro delle persone. È stupendo.
Fa dalla stufa, è stufa. C'è stufa calda, gestori, è stupendo. Torta del rifugio e ricotta e amaretti. È edificante questo. Mattone, top. Allora, qui dopo la sosta qui al rifugio abbiamo mangiato le torte, caffettino e tè. Ci apprestiamo a tornare a valle. Allora, l'idea di Jenny è di fare un anello, perché qui appena più giù c'è un bivio dove si può arrivare allo stesso punto dove siamo partiti facendo un'altra strada molto più ripida. Quindi ci sarà da ridere. E proviamo a fare questa da temerari. Comunque nuvolette fanno fresco, adesso il termometro qua da rifugio dice -1, quindi abbiamo messo l'orso addosso e cominciamo a scendere. Eccoci qui al bivio. Ma guarda, su ti ma senti. Allora, eccoci qui al bivio che stamattina non ho parlato perché c'era gente e non mi va di parlare quando c'è gente. Adesso proviamo a girare a sinistra per Casera Pagliatina, un'ora. Ed è giù per di qua. Così facciamo un anello per la gioia di Jenny. Già. Sono tutto appannato. Meglio che pulisco un po' la gente. Capì? Naturalmente questo è molto più ripido rispetto a quello che abbiamo fatto. Quindi non so. Ci si prova. Allora, dal cartello che è là c'è qua un sentiero in cui si scivola, i famosi sgrot e si scivola ad ogni passo. Quindi, siccome avevo già guardato dei video di questo percorso e questa parte qua non la filmava nessuno, adesso ve la faccio vedere. Si va via a passo di tartaruga, no, va troppo veloce forse. Si va a passo lento da queste parti. Pian pianino, stando attenti, insomma si scivola facilmente. Allora, non so se vedete dove c'è quella persona, lì finisce il ghiaino, quello sbricioloso, e qui c'è un po' di sasso e erba, quindi adesso poi vi racconto se è decente anche più avanti. Comunque baglio ripido, scivoloso, e adesso andiamo giù. Allora, stiamo scendendo. Sì, è sempre ripido, però adesso c'è rocce insieme all'erba, quindi non frana, quindi per noi è fattibile. E qua c'è un panorama completamente diverso. Fino adesso conviene fare l'anello perché così vedi due cose completamente diverse. Baglio anche qua. È una cosa completamente diversa, non sembra di essere nel stesso percorso di questa mattina. Guarda il pian dei Cansiglio, tutto baciatone dal sole. Baglio. Ora ci è venuto un po' caldo. Adesso vediamo se spogliarci un po' oppure no. Sono ancora dei passaggini qua un po' pericolosi, scivolosi. Ma è tutto adesso che Jenny canta. Com'è che si chiama? Charlie fa surf. Di chi amore, la sai? No. Delle baustelle. Porco. E il Cansiglio.
in lontananza. C'è quasi da disarrampicare. Ma non sasso certo che ti aspetta qua. Arrivo. Sei pronto? Sasso surf. Stazione. Vai. Tu vieni, Jack inventa sentieri nuovi. vieni. C'è sentiero qui. Non è lì. Qui pende bene. Ma bene. Cofana di torta. Siamo quasi arrivati lì alla teleferica. Guardate che bel posticino. La teleferica, dei cartelli. Quel sassone che si vedeva dall'alto, vedi? E c'è un altarino, magari fanno delle messe. Ah, sì. Andiamo a vedere. Sei stata brava ad aver coraggio. Ormai dopo questa sestria, secondo me no, comunque. Malga l'asta. Paiatina, casera Paiatina, mezz'ora. E dobbiamo andare giù per lì, sì. Diamo un'occhiata qua al capitello. Risi d'oro buona. E sì. Che resi te qua. Quella di prima, quella che state vedendo, non so, ma non so come monterò sta scenetta, è la Madonna delle Penne Nere degli Alpini, quindi. Madonnina. Madonnina. Al sasso. Al Sasson, infatti c'era il sasso. Ok, adesso proseguiamo per giù. Vai. Manco in terra io, no? Allora arriviamo qui in un bel posto. Allora qui troviamo una casera Paiatina, c'è buio, non sto lì ad aprire tutto, vi faccio vedere con torcia. Non si vede. Perfetto. Così. Allora, tavolo, super tavolo, un caminetto gigante, infatti c'è finestra per far luce. Che bellezza. Guardate che roba. Guarda che belli. Bellissimi. Bellissimi. Poi qui c'è altra La tavola. chiusura è meraviglioso. Sì. E poi qua abbiamo pronto soccorso, libro, cartine, metro, un crocifisso. Oh, qua abbiamo letti 1, 2, 3, 4 letti a castello doppi, quindi 8 più stufa, ma non mi sembra abbia canna fumaria, quindi Non è collegato. no, non è collegata. Stupenda questa baracca degli alpini. Ah, senza le soloretti qua. Sì, sì, sì. C'è il signore. Sì, ho provato, non va. Vedete? Baracca degli alpini. Anche qui veramente stupendo, ma proprio tutta questa zona qua bellissima, e ci si arriva da una comoda forestale che adesso noi faremo fino alla macchina. Dobbiamo ancora vedere com'è, però secondo me è comoda. Ma è stupendo qua. Stupendo. Ed Poi una passeggiata anche con la famiglia. Poi un bel picnic. ecco. Guarda quanta legna c'è dietro, mamma mia. Oh, andiamo a andare dietro. Io chiudo davanti intanto. Sì, ci sono i due sprocchi da chiudere. C'è gente dietro che urla. Andiamo a vedere dietro. Guardate quanta bella legna. Quindi
veramente stupendo. Secondo me qua d'estate è molto affollato. Ah sì? No! Perché ci sono due che sorpassiamo sempre, gli tampiniamo da dietro, ci lasciano passare, poi noi ci fermiamo a cazzeggiare, quindi ci ripassano e poi gli diamo ancora fastidio. Guarda che bel posto che ho trovato già. Musetto! Guarda che bei che siamo. Ah? Allora ci lasciamo alle spalle anche qua la baracca degli alpini, stupenda, una zona bellissima, e cominciamo questa forestale e vediamo bene dove conduce. Cioè veramente un'escursione bellissima anche oggi. I rifugisti del Semenza, persone speciali, stupendi, bravi, col sorriso, poi vai dentro, sembra essere a casa della nonna, è piccolino, con la stufa in mezzo che fa fuoco, pulito, torte fenomenali, la torta del rifugio, che fanno loro, alta 4 dita, cioè una mattonella stupenda, veramente in giornate così, insomma, sopra c'era -1. caffè con la moka, insomma c'era -1 fuori, andare dentro, trovare caldo, ti danno a mangiare da bere, è veramente speciale. Veramente stiamo facendo questa forestale e comunque siamo quasi arrivati alla fine. Tirando le conclusioni, ci piace proprio questa variante del ritorno, nel senso va bene fare l'andata per dove l'abbiamo fatta e il ritorno per di qua, perché fare questa forestale qui al ritorno è più piacevole, farla subito la mattina potrebbe rompere un po' le scatole e può annoiare, insomma. Comunque un sentiero veramente stupendo da fare in autunno, perché secondo noi d'estate c'è troppo caldo per fare un sentiero del genere, e col foliage dell'autunno è veramente stupendo. Comunque ci abbiamo messo più o meno 3 ore ad andare e 3 ore a tornare, perché ci prendiamo le nostre pause, le nostre merende con calma, e se uno corre fa sicuramente prima. Qui vi salutiamo, giusto? Hai qualcosa da aggiungere? no, pensavo salutassi alla fine, Dopo c'è il sole, bleh. Finché siamo nel bosco c'è più bella luce. giusto. Allora vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video avventura. Alla prossima! Ciao!